Un appello da parte dell'assessore alla salute Razza arriva per fare in fretta sulla terza dose a chi rientra nei target. Non possiamo permetterci, afferma l'assessore regionale alla sanità Razza, di arretrare nemmeno di 1 millimetro. Ecco perché occorre fare in fretta, accelerando in particolare sulla terza dose. Quindi faccio l'appello agli oltre 300.000 siciliani over 80 e più diffusamente a quanti rientrano già nei target previsti per ricevere la dose booster e a recarsi presso le strutture vaccinali per proseguire la campagna anti-Covid-19. A oggi in Sicilia, continua l'assessore regionale alla salute Razza, sono state somministrate 35.000 terze dosi, metà delle quali a cittadini over 80. Si tratta di soggetti che sono stati inoculati con vaccini RNA messaggero indipendentemente dalla tipologia di siero ricevuto nel ciclo primario della vaccinazione. Il vaccino ci ha restituito di fatto quella vita di tutti i giorni che appena 12 mesi fa appariva come un miraggio. È un risultato che non solo non va compromesso, ma incoraggiato attraverso i nuovi input della comunità scientifica, ha proseguito l'esponente del governo Musumeci, ricordando come la somministrazione del siero anti-Covid può essere effettuata anche in concomitanza con le vaccinazioni anti-influenzali. In Sicilia, dallo scorso 20 settembre, possono ricevere la terza dose che hanno completato da almeno 6 mesi il ciclo primario di vaccinazione, prima e seconda dose o dose unica Johnson & Johnson ed ex positivi al Covid, indipendentemente dalla tipologia di vaccino ricevuta. Inoltre sono ammessi alla dose addizionale tutti quei soggetti immunocompromessi, trapiantati o in attesa di trapianto, che hanno completato da almeno 28 giorni il proprio ciclo primario di vaccinazione, anch'essi indipendentemente dalla tipologia del vaccino ricevuta. I cittadini che possono accedere alla dose booster sono oggi personale ospiti dei presidi residenziali per anziani, cosiddette RSA o case di riposo, gli oltre 100.000 professionisti della sanità soggetti fragili e tutti i cittadini di età uguale o superiore agli anni 60. Per eventuali informazioni telefonare al numero verde 80.000 99 66 o recarsi presso i centri di vaccinazione attivi nella propria provincia o rivolgendosi al proprio medico di famiglia o alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale presenti nel territorio della nostra regione.